Mare Amico e Mare Vivo intervengono sulla riserva di Punta Bianca, già istituita dalla Regione, affermando come ancora lì si continua a sparare da parte dell'esercito. Le due associazioni ambientaliste hanno così chiesto al presidente Schifani e al presidente dell'Arsi e al comitato misto paritetico per le servitù militari della Regione di essere ascoltati in commissione per affermare i loro punti di vista in merito. Ricordiamo che recentemente si è anche svolto un interessante convegno alla Biblioteca La Rocca sul futuro della riserva, organizzato anche con la collaborazione del distretto turistico DMO Valle dei Templi, che ha visto la partecipazione del sindaco di Agrigento, dell'onorevole Giusy Savarino, già presidente della Commissione Ambiente, con la richiesta di passare alla fase attuativa dell'atto amministrativo sulla riserva. Ricordiamo altresì che Mare Vivo ha presentato nei mesi scorsi anche un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento, rilevando l'enorme numero di crateri e danni prodotti dall'esplosione degli ordigni bellici dell'esercito, ma nonostante ciò le rassicurazioni avute si è tornato a sparare su di un territorio come quello di Punta Bianca, di Marna Bianca. Anche il movimento Nomos ha dato solidarietà a Mare Amico e Mare Vivo, schierandosi contro il poligono militare nella zona, e prossimamente organizzerà degli eventi di mobilitazione nel corso dell'anno 2023. Mare Vivo e Mare Amico continuano la loro battaglia contro le esercitazioni militari a Punta Bianca. A maggior ragione ora che la regione siciliana ha istituito una riserva in quei luoghi. Oggi abbiamo chiesto al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea regionale di essere sentiti insieme alla Commissione paritetica Regione-Esercito per rappresentare le nostre ragioni e le ragioni dei cittadini. Ovviamente questa attività comporta un inquinamento dei luoghi a terra e a mare, come documentato dalla Procura di Agrigento e dall'ARPA Sicilia.